della terraferma controlli straordinari della polizia nelle strutture alberghiere tra Mestre e Marghera, 2 fogli di via. In Veneto ci sono sempre meno giovani. La CGIA di Mestre propone un patto sociale con gli immigrati per riuscire a sostituire i quasi 250.000 lavoratori che andranno in pensione nei prossimi 5 anni. Dovrà rispondere di procurato allarme e resistenza pubblico ufficiale Luca Orlandi, 55enne originario di Sandola di Piave, rimasto barricato per 50 ore asserragliato nella sua casa. Cercasi nonni e nonne vigili volontari al quartiere Pertini. L'appello arriva dal presidente Giorgio Rocelli a pochi giorni dall'inizio della scuola. Bebe Vio è tornata, ha vinto la tappa di Coppa del Mondo di scherma paralimpica in Corea del Sud. È il quarto oro consecutivo da quando ha ripreso a gareggiare lo scorso marzo. Da domani mattina alle 10 per ogni domenica su Antenna 3 il nuovo appuntamento con la Santa Messa dal Santuario della Basilica della Madonna dei Miracoli, il luogo dello spirito di Motta di Livenza. È l'ora della grande sfida tra i quartieri, tutto è pronto a Montebelluna per la finale del Palio che sta infiammando le città. Dalle 13.30 la lunga diretta su Antenna 3. Sicurezza in primo piano in apertura del telegiornale di Venezia. Buonasera, ben ritrovati. Siamo tra Mestre e Marghera con i controlli straordinari della polizia nelle strutture alberghiere. Foglio di via per 2 persone. Vediamo i dettagli dell'operazione. Squadra mobile, polizia amministrativa e locale hanno passato al setaccio diverse strutture alberghiere nella zona della stazione di Mestre, via Piave e via Fratelli Bandiera a Marghera. Si è trattato di accertamenti amministrativi finalizzati a evidenziare situazioni di degrado e criminalità. L'attività della questura mira infatti a verificare la regolarità nella gestione delle ricezioni alberghiere, sia per evitare mancate identificazioni degli ospiti, sia per contrastare la permanenza eventuale sul territorio di persone che possano costituire un rischio per la sicurezza e l'ordine pubblico. Negli hotel sono state così rintracciate 2 persone già destinatarie di un foglio di via obbligatorio dalla provincia di Venezia. Una è una donna sospetta borseggiatrice, l'altro straniero è risultato essere irregolare sul territorio nazionale, pertanto ha affidato all'ufficio immigrazione che ha avviato l'iter amministrativo per procedere alla sua espulsione. Incidente mortale, siamo sulla strada che costeggia il lago di Santa Croce. Ha perso la vita Massimo Rosa, 65 anni, veneziano di dorso duro. L'uomo si è schiantato contro le barriere del Garrei all'altezza di una semicurva poco dopo il capitello dedicato a Sant'Antonio. L'incidente è accaduto alle 17:30 di ieri. I primi a chiamare i soccorsi sono stati 2 motociclisti che Rosa aveva appena superato in sella alla sua Suzuki 100. Ai sanitari del SUEM non è rimasto che constatare il decesso dell'uomo, che è stato trasferito nella camera mortuaria del San Martino. Rosa era un ex dipendente della Sacaim ed era stato sindacalista della Feneal Will fino ad una decina di anni fa. Viveva da solo a Dorsoduro, lascia un fratello che risiede all'estero. E poi ci sono le indagini della CGIA di Mestre che raccontano che in Veneto ci sono sempre meno giovani e che serve un patto sociale con gli immigrati per sostituire tutte le persone che da qui a 5 anni non ci saranno. Molti imprenditori veneti faticano sempre più ad assumere personale non solo per lo storico problema di trovare candidati disponibili e professionalmente preparati, ma anche perché il numero dei giovani pronti ad entrare al mercato del lavoro si sta progressivamente riducendo. Rispetto a 10 anni fa, il Veneto ha 28.500 giovani in meno tra i 15 e i 34 anni, quasi il 3%, e nei prossimi 5 anni bisognerà sostituire quasi 250.000 neopensionati. La crisi demografica è una bomba ad orologeria che minaccia gravi conseguenze sul mondo dell'economia e del lavoro. Eppure il tasso di disoccupazione giovanile in Veneto rimane comunque al 13,4%. Insomma, i giovani da un lato calano di numero, dall'altro rimangono ancora troppo lontani dal mercato del lavoro. Per superare questa criticità bisogna intervenire subito, aiutando le famiglie ad incrementare le nascite e a investire di più su scuola, università e formazione professionale. Non solo, visto che comunque alla luce dell'attuale denatalità appare evidente che per almeno i prossimi 15-20 anni si dovrà ricorrere stabilmente anche all'impiego degli extracomunitari, la CGIA di Mestre propone una sorta di patto sociale con gli immigrati che intendono trasferirsi in Italia. Se un cittadino straniero si impegna a frequentare uno o più corsi e dentro un paio di anni impara la nostra lingua o mestiere, lo Stato italiano lo regolarizza e gli trova un'occupazione.
Dovrà rispondere di procurato allarme e resistenza a pubblico ufficiale Luca Orlandi, il 55enne ingegnere originario di San Donà di Piave, è rimasto barricato per circa 50 ore asserragliato nella sua casa di Cordovado. Dopo essersi consegnato spontaneamente alle forze dell'ordine, Orlandi è stato accompagnato in ospedale a Pordenone, dove si troverebbe tuttora per verificare le sue condizioni psicofisiche. Da oltre 2 anni non usciva quasi mai di casa, lo ha fatto ieri al termine di una lunga trattativa. Orlandi consegnando una pistola, un fucile, una carabina semiautomatica e quasi 500 munizioni. Canone concordato e aree decadute, la proposta del Partito Democratico in Consiglio Comunale per far fronte allo spopolamento della città. Sentiamo. Continua l'emorragia di residenti in Comune di Venezia, sono oltre 600, circa 672 dall'inizio dell'anno a luglio, la maggior parte il calo riguarda per lo più Venezia insulare, ma non solo, anche Mestre. Praticamente tutti i quartieri del Comune di Venezia riducono il numero di residenti a esclusione di Chirignao Gazzera, che è una mosca bianca, ma per poche decine di residenti. Per questo dal Partito Democratico in Consiglio Comunale arriva una doppia proposta. La prima riguarda il canone concordato. Permette a livello nazionale a quei proprietari che decidono di dare in affitto con un prezzo più basso del prezzo di mercato di avere delle riduzioni fiscali sia da parte del comune che da parte dell'IRPEF. Su questo accordo risale ancora del 2018 e noi chiediamo che venga rinnovato con 2 proposte. La prima è che venga allargata anche a chi decide di affittare singole stanze agli studenti universitari e quindi che possibili nuovi residenti del domani. E seconda, istituire un canone, una specie di fondo di garanzia rivolto a quei proprietari il cui inquilino per vari motivi diventa moroso. L'altra proposta riguarda l'utilizzo delle aree decadute, 200 in totale, di cui 30 destinate all'edilizia residenziale pubblica. Quando ci sono importanti costruzioni, all'interno di queste una quota di questa costruzione venga destinata a residenza sociale, che vuol dire ERP, che vuol dire social housing, insomma una residenza rivolta soprattutto al ceto medio e al ceto medio-basso. Ieri nel corso del nostro telegiornale abbiamo riportato la segnalazione di un cittadino sul degrado nella zona dell'ex Umberto I a Mestre. In particolare denunciava che un pezzo di compensato utilizzato come recinzione fosse caduto e lasciato a terra da giorni, ma la condizione di altre parti non è certo migliore. Ebbene, dopo il nostro servizio questa mattina è stato posizionato un nuovo pezzo di compensato a sostituzione del vecchio, come si vede in questa immagine fornitaci dal nostro telespettatore, che ovviamente ringraziamo. Cercasi nonni e nonne vigile volontari ovviamente per il quartiere Pertini. L'appello arriva dal presidente Giorgio Rocelli. Iniziano le scuole e quindi c'è la necessità di mettere i ragazzini in sicurezza. I vigili urbani non hanno grandi possibilità, numeri diciamo di personale per accompagnare i ragazzini a scuola, quindi lo facciamo in modo volontario. Cercasi nonni e nonne vigile. L'appello arriva dal presidente del quartiere Pertini a Mestre. Faccio l'appello: chi ha del tempo libero venga al Pertini, ci sono tantissime attività e c'è molto da fare. Una candidata si è già presentata. Era un pezzo che pensavo di fare qualcosa di utile per la comunità. Poi i bambini mi piacciono molto. Ai volontari sarà fornito il materiale necessario e lunedì a partire dalle 10 ci sarà un corso formativo. Tenuto dai vigili urbani, ai nonni vigili del quartiere, e quindi chiediamo anche alle nonne di partecipare a questa bella e meravigliosa avventura, che è quella di accompagnare i ragazzini a scuola. Avranno il loro giubbettino, indicato Hauser, quello giallo, tanto per intendersi, fosforescente, e avranno la paletta, anche questa molto riconoscibile, e chiediamo anche che se vogliono fare la colazione alla mattina vadano pure a farla, perché tanto lo paghiamo noi come Hauser. Ci fermiamo pochi secondi di pubblicità, tra poco. TG Venezia, ben ritrovati, siamo alla mostra del cinema con la splendida mostra fotografica dedicata ad Anna Magnani e Gina Lollobrigida. Guardiamola insieme.
Oltre alla proiezione del film La Provinciale, che ha preaperto martedì sera il festival, l'80ª edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia ha voluto omaggiare due grandi icone del cinema italiano come Gina Lollobrigida e Anna Magnani, con una mostra fotografica all'interno della Terra Excelsior, fortemente voluta da Cinecittà e anche dal general manager dell'albergo Alessio Zazzera, che ospita le splendide immagini in tutta la hall. L'esposizione, inaugurata alla presenza del sottosegretario ai beni culturali Lucia Borgonzoni e della madrina Caterina Murino, è visitabile da tutti gratuitamente, senza bisogno di invito. Il ricordo di Tiziana Rocca, una delle più grandi amiche di Gina Lollobrigida. Sono contentissima che Gina sia celebrata quest'anno finalmente alla Mostra del Cinema di Venezia. Voglio ringraziare infatti per questo il sottosegretario di Stato alla Cultura Lucia Borgonzoni e la presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia, che hanno fortemente voluto questa mostra di foto meravigliose di Gina Lollobrigida e Anna Magnani per celebrare due donne del cinema che hanno fatto la storia del cinema italiano. Sono felice anche che la mostra del cinema abbia fatto la preapertura con il film dedicato a Gina Lollobrigida alla Provinciale, perché penso che è doveroso ricordare, omaggiare grandi attrici del cinema italiano che ci hanno reso famoso in tutto il mondo. Tanti gli aneddoti da raccontare da lei, che gli è stata vicina fino all'ultimo. Quando andavamo in America per la Walk of Fame nel 2018, la fermavano per strada fans dell'Argentina, dei tedeschi, insomma di tutte le nazionalità. Lei era amata da tutti, piangevano quando la vedevano perché erano cresciuti con i suoi film, e quindi era sempre un orgoglio italiano stare con lei e portarla in America. Io ho avuto l'onore di portarla 2 volte in America per il Film in Italy di Los Angeles, quindi veramente sono non contenta di più che finalmente è qui vicino a noi, che rivive in queste foto meravigliose. Una sterminata domenica è il primo film con cui Alain Paroni si presenta a Venezia in concorso per Orizzonti. Racconta una triangolazione di ventenni. Il regista confida le sue emozioni in una nostra intervista a Villa Nidiolo. Il film racconta un po' la saturazione, il bombardamento un po' di immagini e di suono che può subire un adolescente nella fase della vita in cui non riesce più a capire che tipo di futuro e che tipo di struttura può avere. Io ho iniziato a scriverlo intorno ai 24 anni, quando appunto ho finito tutte le scuole, tutta l'educazione canonica, e mi sono un po' ritrovato in quel limbo in cui qual è veramente lo strumento che mi permette di affermarmi e di crescere. Quindi è stato un po' un percorso di crescita personale e penso anche di tutti e tre gli attori. Il cinema, come magari ci hanno fatto credere tanti professori all'università, sia quasi una lingua morta, no? Il cinema non è una lingua morta, anzi siamo all'inizio, siamo come se fossimo abbiamo appena inventato la stampa, ma non abbiamo ancora un alfabeto, se vogliamo, quindi diciamo siamo ancora in esplorazione di tutta la grammatica del cinema. Il cinema è l'esperienza della sala e credo che in questo tipo di sperimentazione ci sia ancora tantissimo margine di emozionarci. Il consiglio che darei a un giovane regista è quello di riconoscere quali sono le strutture, appunto come dicevo, che l'hanno educato, cioè conoscere il proprio linguaggio e non cercare di emulare e di strutturare qualcosa che diventi quasi parodistico, cioè cercare di non avere anche l'ansia nel voler fare il film perfetto. Lo sport con il ritorno di Bebe Vio, la campionessa azzurra ha infatti vinto la tappa della Coppa del Mondo di scherma paralimpica a Busan in Corea del Sud. È il 4º oro consecutivo su altrettante prove da quando ha ripreso a gareggiare lo scorso marzo, in cui è arrivato il successo a Pisa, seguito da quello di Nimes a maggio, a Varsavia a luglio. L'azzurra nella finale a squadre dei Giochi di Tokyo si era sublussata il gomito e da allora era stata ferma per quasi 2 anni, un'assenza da legare che l'aveva fatta crollare nel ranking mondiale, ma con questi 4 ori Vio è tornata tra le prime 5 del mondo, ore mondiali eterni dal 3 all'8 di ottobre. Ed è già un grande successo l'edizione 2023. Andiamo a Montebelluna per il Palio del Vecchio Mercato. Stando alle stime si parla di un evento che alla fine supererà le 20.000 presenze. Domani su Antena 3 a partire dalle 13:30 la diretta. Quanta gente di media ci sarà stata in questi giorni? Allora abbiamo avuto 7-8 mila persone a sera,
in queste ultime sere, le prime sere un pochino meno perché era fresco, il tempo non era proprio eccezionale, però si parla già, sommando ogni sera, attorno alle 15.000 persone, e il bello deve arrivare ancora. E il bello arriverà domani con la finale della corsa dei carri dal centro a Mercato Vecchio. È l'energia e la forza di un Palio che anno dopo anno sta crescendo a Montebelluna, oltre una settimana di eventi e di aggregazione per tutte le età, guardando soprattutto i giovani che hanno risposto in massa, come raccontano questi video di ieri e dell'altra sera. Oggi invece toccava al mercato storico fatto dalle contrade in gara. La prima trippa che avete venduto oggi, a che ora? 9:30, dai, più o meno, non è male. Dai. E i bogoi? I bogey sono già finiti da un pezzo. La gente è arrivata presto, 8:30 la piazza era abbastanza piena, speriamo che il pomeriggio... Ma hanno comprato? Sì, diciamo che è andata bene rispetto agli altri anni, speriamo che il pomeriggio sia molto più sfatiamo questa cosa che a Montebelluna ha tutti il braccino corto. No, c'è gente che spende, bisogna vedere dove va a spendere però. Oltre ai figuranti, ogni contrada ha anche il gruppo supporto atleti. È importante essere di supporto ai ragazzi che ce la mettono tutta e anche alle ragazze, quindi auguro il meglio a tutti quanti. Anche agli altri? In principale ovviamente al Biadene, poi anche tutti gli altri perché insomma fanno tutti la stessa fatica. Palio maschile che si disputerà domenica pomeriggio, mentre sabato finale del palio femminile con atleti e atlete al massimo della preparazione. Abbiamo cominciato da marzo molto bene, le ragazze erano super cariche, abbiamo un titolo da difendere e faremo del nostro meglio sicuramente. La squadra è cambiata ma la grinta c'è e lo spirito di iniziativa anche. Possiamo dire che prepararsi a correre il palio fa bene anche alla linea? Beh, sicuramente. Competizione tra contrade ma anche tra sessi della stessa contrada. La contrada di Busta, per esempio, l'anno scorso ha vinto il palio donne, i maschietti non hanno fatto altrettanto bene e si sono presi qualche sberleffo. Appuntamento con il gran finale di domani pomeriggio. Venire presto per trovare posteggio per l'auto perché insomma non è facile. Se invece non avete tempo e non avete voglia o abitate lontani su Antenna 3 c'è la diretta che inizierà alle 13:30 con una trasmissione di avvicinamento al palio e dalle 16 poi la diretta che ci accompagnerà. E su Antenna 3 c'è anche un nuovo appuntamento da domani, per tutte le domeniche a partire dalle ore 10, la Santa Messa dal Santuario della Basilica della Madonna dei Miracoli. Un appuntamento con la fede in uno dei luoghi simbolo della religiosità e spiritualità del Veneto e della Marche in particolare. Da domani e per ogni domenica alle 10 in punto, Antenna 3 trasmetterà in diretta la messa dal Santuario della Basilica della Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza, un luogo dello spirito che apre così le sue porte al pubblico della nostra emittente. Correva l'anno 1510, il 9 di marzo, quando la Madonna apparve a Giovanni Cigana, un anziano contadino che da 20 anni recitava ogni giorno il Santo Rosario ed era solito sostare in preghiera davanti a un semplice capitello della Beata Vergine, tuttora esistente al lato sinistro esterno della basilica. Così l'uomo fece anche quel mattino del 9 marzo di oltre mezzo secolo fa. Qui l'apparizione mariana con la Madonna che affidò al contadino mottense un messaggio di penitenza e il desiderio che fosse costruita una chiesa che fu poi eretta effettivamente in tempi record e divenne presto meta di pellegrinaggi ancora oggi continui. È dall'aprile del 1510 che in questi luoghi suggestivi e intrisi di fede prestano ininterrottamente il loro servizio i frati minori francescani, oltre 500 anni di abnegazione e preghiera. Da domani, domenica 3 settembre, la suggestione e la fede di questo luogo sacro saranno ancora più patrimonio di tutti. Appuntamento alle 10 quindi per la Santa Messa su Antenna 3. Da domani dunque, ora dopo di noi le previsioni del tempo. Grazie per essere stati in nostra compagnia, poi a seguire TG Treviso. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Con la presenza dell'anticiclone l'atmosfera è stabile, pertanto la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo. Il dettaglio di domenica 3 settembre. Sul Veneto tanto sole, cielo che si presenterà in gran parte sereno o solo occasionalmente poco nuvoloso. Non sono previste piogge. Il clima sarà gradevole con temperature minime sui 13-20 gradi, massime comprese tra 27 e 30 gradi all'incirca.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà una giornata soleggiata con cielo limpido, sgombro da nubi, velato sui rilievi. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime sui 29-30 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Anche in questo caso prevarrà il sole, lo vediamo dalla grafica, salvo la presenza di nubi basse mattutine. Temperature minime intorno ai 14-18 gradi, massime sui 31-33 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.